Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è il nostro gradito ospite il professor Matteo Balestrieri, che è direttore della clinica di psichiatria dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Tra l'altro il professor Balestrieri è anche responsabile del Centro Disturbi Alimentari sempre nell'ambito di ASUFC ed è copresidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. Buongiorno professore, grazie per essere qui con noi e per parlarci tra l'altro di osservazioni che sono emerse nel corso di un recente congresso. Sono delle analisi approfondite che riguardano la situazione dei giovani, soprattutto degli adolescenti. Quali saranno le conseguenze del periodo appunto di Covid, periodo di questa pandemia, proprio per i ragazzi? Come la stanno vivendo e come la ricorderanno dopo? Bene, grazie intanto per l'invito. La guarderanno come un periodo sicuramente importante della loro vita e probabilmente non un periodo felice. Tutti i dati appunto, che sono emersi da questo congresso nazionale, ma sono presenti poi studiati e pubblicati in letteratura, ci dicono come ci sia una forte crescita di ansia e di depressione tra gli adolescenti. In particolare ci sono studi che sono frutto di survey, cioè di indagini ad ampio raggio in tutto il mondo, quindi a testimonianza che questo è un qualcosa che sta accadendo non solo nei nostri paesi ma ad ampio raggio. E le conseguenze saranno importanti perché tutta una serie di altri dati ci dicono che la presenza di ansia e depressione, ma anche altri aspetti di sofferenza, hanno conseguenze nell'immediato, ma hanno conseguenze poi anche in seguito nell'adulto. Ci sono diversi dati che possono essere citati. Sì, infatti ecco. Ci sono queste analisi fatte a livello internazionale che fanno emergere dei dati un po' preoccupanti, no? Sì, tutti i dati ci dicono che c'è un raddoppio di fatto della prevalenza, cioè della distribuzione dei disturbi tra prima del Covid e dopo il Covid. Quindi, questo è su ansia e depressione, ma anche su altri indici che sono molto, molto importanti. Per esempio, uno degli indici è quello del suicidio, dell'ideazione suicidaria. Questo è un qualcosa che viene fuori con molta forza. Ci sono anche qui dati che indicano come ci sia un raddoppio dell'arrivo, per esempio i dati del Bambino Gesù di Roma, insomma, testimoniano un raddoppio proprio degli arrivi motivati da questo tipo di richiesta, cioè di un'ideazione o di tentativi suicidari effettuati, e c'è un raddoppio dei ricoveri. Quindi questo è un dato molto, molto importante, molto significativo. Quindi non solo gli adulti stanno risentendo di questa, cioè della pandemia. Per l'adolescente e bambino e adolescente la socialità è un elemento centrale della vita. Ecco, non avere una socialità, vivere in isolamento, vivere chiusi nella famiglia, fare una didattica a distanza, che per carità è assolutamente giustificata dalla pandemia, però ha delle conseguenze sul piano proprio della crescita e della maturazione dei bambini. Ricordiamoci che durante l'adolescenza noi perdiamo la metà dei nostri neuroni, che sono quelli non utilizzati, no? È come quando sullo schermo ogni tanto ci viene chiesto: ma non hai utilizzato quelle app? Sarebbe meglio cancellarle, no? Ecco, funziona così, il nostro cervello è così, solo che nessuno ce lo chiede in realtà, insomma, no? Ci vengono eliminate delle app
del nostro cervello, quelle che non abbiamo utilizzato, quindi non avere sviluppato delle capacità che sono quelle legate alla socialità, all'interazione fisica proprio, no? Significa che poi quelle app, uso questo termine, vengono di fatto eliminate, quindi è un qualcosa di molto grave, ecco, insomma, che avviene. Ecco, in una situazione come questa, quale ruolo possono avere i genitori? Che poi sappiamo, i genitori lavorano, quindi hanno già problematiche per conto loro, sapendo quando sono a casa i ragazzi da scuola, no? Perché uno magari è più sereno sapendo che il figlio sta seguendo un normale corso di studi e invece nasce tutto un insieme di problematiche che poi magari si riflettono all'interno della famiglia, no? Gli uni nei confronti degli altri, certo. Perché genitori magari in DAD o sì, genitori cioè, a distanza, che lavorano a distanza, figli in DAD, oppure genitori che ritornano a lavorare e hanno i figli in DAD. Quindi sono situazioni un po' che creano ansia e confusione, sono no? situazioni in una pesanti per tutti. Certamente il ruolo del genitore in questa situazione si complica sì. Moltissimo. Va da sé che il genitore non può fare le veci degli amici, perché certo. Il ruolo è quello del genitore. Si tratta di reinventarsi anche un po' il ruolo di genitore, proponendosi in maniera costruttiva, attiva, no? Però non è mica facile. Non è facile sicuramente, insomma, quindi e d'altra parte stare tutti insieme, se per certi versi, forse anche per brevi periodi, è anche un momento comunitario piacevole, se il periodo si prolunga insomma, diventa complicato, insomma, essere sempre insieme. Adesso parlo del lockdown e tutto sommato non siamo in un periodo di lockdown, per fortuna, ancora, e quindi insomma, la situazione è un po' più lieve rispetto a quella che era proprio del momento della reclusione. E l'indicazione è sempre che questi periodi di grande reclusione devono avere un inizio e una fine non troppo distanti. Ecco, ecco che poi se pensiamo a prima della pandemia già c'erano queste problematiche nei confronti dei ragazzi che stavano troppe ore davanti al computer, a casa con i giochini, invece di socializzare. Quindi mettiamo insieme questa situazione a quella che si stava creando anche prima della pandemia. Sì, allora questa è anche una cosa molto interessante, perché nel momento in cui uno sta a casa seleziona i programmi che gli interessano, è quello che si chiama appunto il bias di selezione, l'errore sistematico di selezione, che finisce per far sì che ognuno segua dei canali o la condivisione, le chat con le persone che seleziona lui a casa. Uscire fuori, certo, uno ha i propri amici, no? E quindi il proprio giro di conoscenze, però comunque c'è un mondo esterno che partecipa, no? A vario livello e quindi c'è meno selezione uscendo fuori, quindi anche qui significa restringere l'orizzonte, stare a casa, perché uno poi finisce per focalizzarsi solo sulle cose che interessano, e questo è un fenomeno molto noto. Ecco. E senta, quindi adesso abbiamo di queste problematiche. Farmacologicamente, nei casi più eclatanti, si può intervenire, secondo lei? Allora, è che quando si interviene con il farmaco vuol dire che sei già tanto
tanto avanti che hai perso, no? Non hai più sotto controllo una situazione e quindi devi farti aiutare. Sì, bisogna sempre partire dal presupposto che non bisogna intervenire quando la situazione è ormai fuori controllo, bisogna fare tutta un'opera di prevenzione, questo rimane la regola aurea da seguire. Detto questo, il discorso dei farmaci nei minori, diciamo, in generale, è un discorso delicato. È un discorso delicato perché i farmaci si possono utilizzare, bisogna saperli utilizzare. Bisogna saperli utilizzare e un'altra regola importante è di non usare i farmaci ansiolitici, ma piuttosto che sono sempre dei farmaci che abbassano la capacità di funzionamento di una persona. Certo, quando c'è un'ansia forte, un'ansia intensa, è bene utilizzarli, ma utilizzarli nell'immediato, cioè sono interventi di primo intervento, ecco, in situazioni gravi. Ci sono però una serie di altri farmaci che sono farmaci che costruiscono i farmaci antidepressivi, che pure devono essere usati, e qui lo dico con grande cautela, però hanno una loro utilità e quindi bisogna saperli però utilizzare, quindi significa non prescriverli e poi vedere il ragazzo dopo diverso tempo, bisogna seguirlo molto da vicino. Professor Balestrieri, siamo già giunti al termine di questa puntata appunto della rubrica Family. Io la invito a ritornare, a essere ancora nostro ospite nella prossima puntata, se lei è d'accordo. La ringrazio. Non posso fare altro che ringraziarla per la sua presenza e ringraziare i nostri amici telespettatori, ai quali do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.